Vi facciamo tanto male, tirate fuori tutto, vogliamo tutti i soldi, vi tagliamo. Queste le frasi con cui un diciottenne italiano e un quindicenne irregolare sul territorio nazionale hanno minacciato due giovani in piazza Duomo a Padova lo scorso 27 aprile. Si sono passati anche un dito lungo il collo mimando il taglio della gola e mettendo le mani in tasca come se volessero prendere dei coltelli. I due hanno strappato inoltre di mano il casco ad uno dei due rapinati e hanno colpito la visiera dell'altro. Bottino, 50 euro. I due rapinatori hanno fatto anche un giro per le piazze con il motorino di uno dei due rapinati. Pensavano di averla fatta franca, ma i poliziotti della squadra mobile hanno incrociato le immagini delle telecamere comunali con i profili social di alcuni giovanissimi già noti alle forze dell'ordine. Gli agenti, mostrando alcuni profili alle vittime, sono riusciti a risalire ai due autori della rapina. Il più adulto dei due, il diciottenne, è ben noto alla polizia, già sotto processo al Tribunale dei minorenni di Venezia per aver 3 anni fa, quando era ancora minorenne, aggredito e minacciato di morte un altro giovane. Il febbraio scorso, controllato al Parco Santa Rita di Padova, era stato sorpreso dagli agenti della squadra mobile in possesso di un coltello a serramanico. Il questore di Padova lo aveva per questo ritenuto socialmente pericoloso, emettendo nei suoi confronti un avviso orale. Dopo questo ulteriore episodio ne ha disposto il divieto di ritorno nel comune di Padova per 4 anni. Entrambi i rapinatori sono stati denunciati.